Bruxelles è arrivata una sonora bocciatura per il governo Letta sulla legge di stabilità. Lei se l'aspettava? È evidente, anche perché, dico, qua non è colpa dell'Europa, devo dire sinceramente, ma mi pare colpa della legge di stabilità. Ma voi pensate, la legge di stabilità che noi abbiamo ribattezzato legge di immobilità, perché di fatto sembra un gioco delle tre carte, ma non c'è nulla di nuovo. Aggiungo, l'anomalia. Ho visto anche nella nostra esperienza, nella mia esperienza parlamentare di capogruppo in Commissione Finanze nella scorsa legislatura, la legge, quando arrivava la legge di stabilità, il bilancio per intenderci, quando arrivava la legge di stabilità... Una volta era la finanziaria. Sì, la finanziaria. Dico, cosa accadeva? Che c'era il governo e quindi la maggioranza che presentava un progetto e l'opposizione che presentava tutti gli emendamenti per ostacolare. Questa volta, pensate all'anomalia, è successo che la legge di stabilità sono stati presentati 3.300 emendamenti, di cui 700 da parte dell'opposizione e 2.600 da parte della maggioranza. Allora capisci già che non funziona. Cioè se la stessa maggioranza presenta la proposta di legge di stabilità e la emenda per 2.600 volte, c'è qualcosa che non funziona. In realtà non funziona niente all'interno di questa legge, perché una legge di stabilità è una legge che deve mettere in moto la macchina, l'economia, non mette in moto nulla. Dico, nascono nomi di nuove tasse senza pensare a dove prendere le risorse, al contrario, dico, ci sono cassaforti in Italia piene che nessun governo vuole aprire e possiamo anche parlarne, ve le dico pure, perché quello che è il nostro progetto Sblocca Lavoro, che è un progetto, una proposta economica che non solo dice manovra da 100 miliardi, ma diciamo anche da dove prendere. Ecco, dove le andiamo a prendere queste risorse, avvocato? Bene, no, io una battuta sulle tasse la voglio fare, no? Sì, lei dice aumenteranno sensibilmente le tasse. Ma sì, ma già si sa che nel 2000... Anche se abbiamo avuto rassicurazioni dal governo non sarà così. Voi, la vostra posizione è molto critica. Ma guarda, nel 2014 sappiamo già che aumenteranno le accise sui carburanti e quindi questo denota un ulteriore impoverimento, perché la tassazione per tutti è una tassazione iniqua. Perché la benzina paradossalmente incide il carburante più sul piccolo, su chi ha meno e non su quello che ha più. Cioè se io giro in Ferrari, alla fine se la benzina mi costa anche 5 euro al litro, non è che mi cambia la vita. Se io però ho la mia macchinetta scassata e mi serve per andare al lavoro e la benzina mi costa 2 euro, faccio fatica ad andare a lavorare. Quindi capite, questo tipo di tassazione sono quelle che incidono maggiormente sulla nostra economia, che o metti in moto le famiglie, le piccole e medie imprese, o non si mette in moto l'economia. Se voi pensate, le entrate fiscali italiane per l'85% derivano dal lavoro dipendente, non dal resto, a dimostrazione che quindi quando incidi, aumenti le tasse, incidi proprio su chi dovrebbe tenere in piedi il tutto, le classi sociali più deboli, le piccole e medie imprese, le famiglie, ed è questo che bisogna lavorare. Parlavamo di cassaforti. In Italia ci sono delle cassaforti, che alcune sono pure passate di moda, talmente non si fanno. Evasione fiscale. Evasione fiscale incide, secondo i dati della Corte dei Conti, 120 miliardi di euro l'anno. La corruzione incide 60 miliardi di euro l'anno. In Italia il 13% degli italiani ha dichiarato di aver pagato almeno una volta nella vita una tangente, a fronte di una media europea che si aggira intorno al 4%. E si sa pure dove sono state pagate. Allora a questo punto perché non incidere non sulla piccola evasione, tutti dobbiamo pagare le tasse, ma quando si arriva all'assurdo che ci sono 200 miliardi di capitali italiani portati in Svizzera, che sono frutto di evasione, perché se io guadagno regolarmente posso portarli dove voglio. In realtà li ho portati in Svizzera per evadere le tasse italiane. 180 miliardi. Francia, Stati Uniti, Germania e Inghilterra hanno fatto l'accordo con la Svizzera e tassano i capitali dei loro concittadini al 25%. Arriva l'Italia e dice 12%, come se noi fossimo i più ricchi del paese, cioè della comunità. E questo non funziona. Perché continuare a favorire a danno dei più deboli, a favorire i più forti e soprattutto i più forti che vanno in violazione di legge? Perché è un messaggio drammatico. Un ulteriore cassaforte, sulla quale stiamo facendo una straordinaria battaglia e presenteremo un disegno di legge di iniziativa popolare, raccoglieremo le firme tra i cittadini, sono i beni confiscati alla mafia.
Nel patrimonio italiano dello Stato ci sono circa 80 miliardi di beni confiscati alla mafia. E allora la legge prevede che vengano assegnati ai comuni o agli enti locali che ne facciano richiesta per finalità sociale, o vengano assegnati anche ad associazioni che magari di volontariato che ne hanno bisogno. Riusciamo a utilizzarli questi beni? Perfetto, in alcuni casi sì, perché ovviamente se ci sono delle scuole, degli edifici che sono utilizzati e adibiti a scuole e sono di proprietà di un mafioso e gli vengono confiscati, a quel punto li consegno al comune e il comune non pagherà più l'affitto al mafioso. Funziona. Ma siccome di questo patrimonio fanno parte anche circa 1700 industrie, 5.000 appartamenti di lusso, alberghi di lusso, cliniche di eccellenza, queste che facciamo? Trasformiamo i comuni in albergatori, facciamo le case popolari negli alberghi di lusso? Non funziona. Allora, anche perché queste aziende, il 90%, falliscono perché lo Stato non è in condizione di fare l'imprenditore. Allora quello che noi diciamo è questo: quelle che possono essere destinate alla finalità pubblica, ben vengano, diamo un tempo però, diciamo se entro 6 mesi non vengono richieste, si mettono in vendita, con tutti i paletti ovviamente che ci sono. A quel punto quell'introito serve per finanziare lo Stato, ma non il debito pubblico, perché noi dobbiamo mirare, e quindi la nostra proposta tra l'altro è quella che prevede la metà di questi fondi che vengono, i proventi da destinare al Ministero dell'Interno, una parte al Ministero della Giustizia e poi direttamente per famiglie e piccole e medie imprese. Tenete presente, siamo in un momento in cui le forze dell'ordine hanno 15.000 unità in meno e la sicurezza del paese. Le forze dell'ordine, l'età media è 45 anni. Cioè, voi immaginate che abbiamo i fondi. Abbiamo anche difficoltà a fare circolare i mezzi. Perfetto, tutto bloccato. Abbiamo questi fondi, sono 80 miliardi, non li venderemo tutti, ma vendiamone metà, vendiamone il 30%, sono 25 miliardi. Se voi pensate che serviva 1 miliardo per non aumentare l'IVA, o 2 miliardi per non pagare l'IMU, e qua ne abbiamo 80 miliardi. La cosa non funziona. Tra l'altro noi raccogliamo il grido di allarme del direttore dell'Agenzia dei Beni Confiscati, il prefetto Caruso, che ha detto anche lui al governo: ho 10 miliardi a disposizione, me li fate vendere questi beni? Non si capisce perché. Non se ne deve parlare. Io ho parlato anche col Capo dello Stato nel mio incontro sì, lei, di questi ecco, temi. volevo proprio chiederle questo.